Mentre prosegue l'opera di demolizione dei fabbricati all'interno del campo nomadi di Via del Gran Turco, contro la giunta si alza la voce della consigliera comunale leghista Silvana Tosi, residente a pochi metri di distanza. Nel 2009 era stata la prima a battersi prima contro la realizzazione dell'insediamento e poi per il suo smantellamento, ma oggi non se la sente di esultare. Il 29 agosto di quest'anno ho inviato una lettera al sindaco, al vice sindaco, agli assessori competenti, informandoli che dentro il campo nomadi c'è una colonia felina di circa 50 gatti, di cui una decina hanno 5-6 mesi. Avevo chiesto che le 2 casette più esterne fossero preservate al fine di dare rifugio a questi animali, rivela la Tosi, la cui sopravvivenza potrebbe essere messa in pericolo dalla stagione fredda. Proprio quei 2 moduli sono stati i primi a venire abbattuti, senza neppure informare chi è sempre stato in prima linea contro i problemi creati dal campo. C'è un grande rumore e io temo che questi gatti non avranno più come riferimento il campo nomadi e non so dove andranno. Quindi il sindaco, che dovrebbe tutelarli, invece non li ha tutelati. Questa è una gravità, perché secondo la legge nazionale, secondo la legge regionale, avrebbe dovuto preservarli. La decisione di abbattere immobili costati 4 milioni di euro, pur frutto di un'operazione sbagliata, secondo la consigliera di maggioranza, è stata presa troppo alla leggera. Io penso se non sarebbe stato più opportuno anche informare i consiglieri, il consiglio comunale, per progettare un'eventuale fruizione di questi 38 moduli abitativi di 38 metri quadrati ciascuno.